Prima di fare due considerazioni, volevo approfittare, dopo 11 anni, di fare un punto della situazione rispetto al decreto. Siccome sento che ogni tanto, allora, se è vero che la massa dei produttori è chiaro tutto, c'è anche vero che c'è qualche lazzarone ogni tanto che va a raccontare fantasie su quello che è accaduto. Siccome io su tutta sta vicenda del Prosecco rispondo solo dal decreto, tutto il resto è programmazione, consorzi, scelte di produttori, cantine e quant'altro, però è bene che facciamo chiarezza su una roba, perché capita bene questo passaggio, capiamo perché siamo qua stasera. Vedete che c'è scritto 17 luglio 2009, ormai sono passati quasi 11 anni, a luglio 2020 sono 11 anni. Cosa accade? Va avanti per favore. Stasera vi ho fatto consegnare, vi ho fatto mettere su tutte le sedie una mia lettera. Quella lettera io l'ho mandata al presidente Nardi da DOCG, che saluto, che ho visto qui. In occasione, voi avete visto che c'è stato un momento, forse 6-7 mesi fa, giù di là, nel quale c'è stato dibattito se usare la parola Prosecco o non utilizzarla in etichetta. Premesso che il dibattito è inutile perché ognuno può metterla o non metterla la parola, è previsto dal disciplinare. Però in quel dibattito è uscita una cosa che non è simpatica, ovvero che qualcuno dice, o diceva, o ancora non ha capito, diceva che il decreto che ha fatto Zaia di fatto ha rubato il nome del Prosecco alla collina e lo ha regalato a tutto il mondo, ma è esattamente il contrario quello che è accaduto. Infatti nella lettera la leggerete, andiamo avanti, ecco, vai avanti pure, se ve la faccio molto veloce. Cosa accade? Guardate questa cartina, questa è l'Europa, il verde è il Prosecco, ovviamente è estremizzato il pensiero, no? In Islanda il Prosecco non si produce, però prima del 2009 qualsiasi territorio europeo, io aggiungerei anche mondiale, visto che è considerato che poi abbiamo visto che lo facevano, poteva piantare la vite Prosecco e imbottigliava vino Prosecco. Cos'è che abbiamo fatto noi? Avanti. Abbiamo approfittato di una finestra che c'è stata solo in quel momento in Europa, è una legge che oggi non esiste più, che diceva sostanzialmente che le zone già autorizzate a denominazione, e nel nostro caso il Prosecco, ed erano le zone che poi vedete sono la provincia di Treviso, la provincia di Padova, la provincia di Vicenza, la provincia di Belluno e la provincia di Venezia, perché aveva già fatto i 5 anni di sperimentazione, e poi le 4 province friulane. Questa è una zona che avevano già denominazione. Che denominazione avevano? Ve lo ricordate bene? La collina aveva la DOC e tutto il resto era IGT. Quindi la norma comunitaria cosa diceva? Che potevamo dare l'esclusiva con un decreto ministeriale del nome Prosecco solo a chi aveva la storia di una denominazione. Abbiamo fatto il decreto, va avanti. Scusate, questa è la dimostrazione di quello che vi sto dicendo. Pensate che a Treviso nel 2009 c'erano 150 milioni di bottiglie IGT e 50 milioni della vecchia DOC, che oggi è di OCG. Questa è la dimostrazione che il Prosecco lo poteva fare chiunque. Avanti. Vabbè, oggi siamo a 600 milioni di bottiglie. Avanti. Andiamo avanti, non mi interessa la cartina, mi basta questo. Ecco qua. Dopo il decreto, quello che avete visto, l'Europa verde, vedete che lì c'è solo un puntino verde. Sono le province del Veneto, quelle che vi ho detto senza Verona e Rovigo, e le 4 ingrandisci, passa avanti, il Veneto, avanti ancora, eccole qua. Questa è la nuova zona. Quindi il decreto toglie la possibilità di utilizzare il nome di Prosecco a tutta Europa, e poi con gli accordi WTO si doveva andare avanti anche per il resto del mondo, e la dà solo alle 4 province friulane, Pordenone, Trieste, Udine e Gorizia, e lo dà a Belluno, Treviso, Venezia, Padova e Vicenza. Vi ricordo che Venezia non è una gentile concessione, proprio in virtù della legge Venezia era dentro in questa partita, perché vi ricordo che prima di questo decreto qualsiasi territorio europeo bastava che facesse 5 anni di sperimentazione e aveva la denominazione d'ufficio. Avanti. Eccola qua. Cos'è accaduto nel 2008? Nel 2008, guardate, sopra avevamo, voi sapete in Italia ci sono 2 registri, c'è quello del vino e quello della vite. Nel 2008 avevamo il registro del vino che aveva il nome il vino Prosecco e il registro della vite che aveva la vite Prosecco. Cioè chi piantava una vite Prosecco imbottigliava vino Prosecco. Col 2009 la vite non si chiama più Prosecco ma si chiama Glera, e quindi
c'è sempre il vino prosecco, ma si può solo ottenere dai territori autorizzati a trasformare il glera in prosecco, diciamolo così. Perché vi dico tutto questo? Perché noi con questo giochetto abbiamo tolto l'uso del nome a tutto il mondo praticamente e i risultati si sono visti. Siamo passati da 50 milioni di bottiglie della DOC, della vecchia DOC, più 150 milioni della vecchia IGT, siamo oggi a oltre 600 milioni di bottiglie. Abbiamo superato lo champagne. Cioè vuol dire che molto mercato, lasciatemelo dire, che prima occupavano gli altri perché avevano l'etichetta o scritto prosecco, dal 2009 ce lo siamo tutto guadagnato noi. Perché sta premessa? Intanto per rivendicare il fatto che noi non abbiamo regalato l'etichetta del prosecco a nessuno, tantomeno abbiamo tolto il nome a qualcuno che pensava di averlo in esclusiva. Sto parlando di qualcuno magari che giustamente dalla collina, con le grosse difficoltà di coltivazione, magari pensa di aver avuto in esclusiva il nome prosecco. Non era così purtroppo. Se non avessimo fatto il decreto noi avremmo ancora l'Europa tutta verde, cioè chiunque poteva piantare prosecco. Forse qualcuno si ricorda che noi avevamo i vigneti di prosecco in Puglia, ce li avevamo in Sicilia, ce li avevamo in Toscana e andavano in sperimentazione e poi in denominazione. Vi ricordo che per fare questo decreto abbiamo dovuto autorizzare impianti di imbottigliamento in Piemonte perché lo facevano storicamente. Questo per mettere in fila le robe e guardarci nelle palle degli occhi. Quali sono le preoccupazioni? Forse il titolo Fiorello da mettere, dura o non dura? Questo era il titolo che andava bene, no? Allora l'ho già messo bene. Allora, oggi le considerazioni che faccio io sono queste. Noi abbiamo 600 milioni di bottiglie sul mercato più o meno. Giustamente gli agricoltori, i viticoltori dicono ma quale sarà il futuro? Io non ho la sfera della verità in mano, ma il futuro è in mano vostra per il tramite dei consorzi, delle associazioni di categoria, di tutta la programmazione che si fanno, degli uffici studi che ci sono, che affiancano i consorzi. A me spetta il tema dell'autorizzare o non autorizzare ancora nuove piantumazioni di prosecco. Io resto convinto del fatto che i famosi 1200 ettari di nuova piantumazione da autorizzare ogni anno non esiste che firma decreto, perché se proprio servono ancora, diciamo, quantità da rivendicare a prosecco, si va a recuperare quello che è già stato piantato. A questo punto si apre l'altro scenario. Non è che possiamo pensare di continuare a piantare glera e dopo dire ma tanto Zaia prima o dopo o che viene dopo di lui l'autorizzerà. No, non funziona così. Se qualcuno viene qua stasera e dice io voglio rispondere a una domanda, ma se pianto glera fai una bella roba? No. A parte il fatto che ve lo sta già dicendo il mercato che non fate una grande operazione a piantare glera, ma se qualcuno pensa che il glera che si pianta quest'anno, il prossimo anno, possa un giorno diventare prosecco, per capirci, si sbaglia di grosso, perché questo è uno dei primi limiti. Guardate che la piantumazione di glera, dopo vi daranno i dati immagino, no? Di quanti ettari abbiamo di glera che non è rivendicato, di glera insomma che va a finire sui percorsi del vino da tavola e così via, è importante. E anche qualora quando mai dovessimo decidere di convertire parte della superficie glera, comunque si partirà in percentuale dai vigneti più vecchi. Quindi cercate, io ve lo dico tutti gli anni, cercate di evitare di continuare a programmare piantumazioni di glera perché vi fate male. Però qua funziona così, guardiamo il suo paio di oggi. A me dà questa impressione, è come quando chiedete i vostri skate a qualcuno che vi gestisce, no? Avete presente quando viene il tipo o la banca che compra i fondi? Allora, per 10 anni le sempre c'è interessi è tutto bravo, il giorno che non c'è più interessi è colpa della banca che no, siete sempre voi proprietari dei soldi, dei vigneti e di tutto quello che ci va attorno. Io ho solo l'obbligo di dirvi attenzione che su questa storia, se pensate di piantare ancora glera e che vi venga riconosciuto, dico di no, buttatevi i soldi. Se pensate che in questo momento si possa andare alla riconversione, ce lo devono solo giustificare gli uffici studi dei consorzi, di dirci guardate serve ancora da rivendicare, e poi abbiamo le due alternative: prendere degli ettari di glera piantati magari ante 2018, ante 2017 e dire boh, li trasformiamo automaticamente con la carta in prosecco, oppure rivendicare di anno in anno parte di queste produzioni in prosecco. Anche questa è una scelta che dopo con i consorzi dovrete fare. Quanto al futuro,
io penso che noi di futuro ne abbiamo ancora quel Prosecco. Il Prosecco cresce, va a 2 cifre, è un vino, prima i giornalisti mi hanno detto ma cosa dice questa storia, hanno anche il distributore automatico a Londra, ste robe non si fanno. Io ho detto guardate, io non ho mai trovato gente che vende merci contraffatte e non vende merci del marca. Cioè noi siamo imitati, è logico, no? Siamo i migliori, siamo il vino che cresce di più, è logico, insomma è più facile che ci sia una grande griffe, una grande marca di moda imitata che uno sconosciuto, questa è una logica. È inevitabile che imitino il Prosecco. Guardate, anche la vicenda del distributore, se ci pensate, è stata una settimana sui giornali, a fine che casserà il distributore, a noi è rimasta la pubblicità. Cioè io penso che sia lineare come storia, no? E così come molte altre robe. Che il Prosecco vada in picchiata e vada giù, decisamente no. Che debba essere gestito questo processo, però sì, è un fenomeno che va accompagnato, è ancora giovane perché ha 10 anni sta storia qui, Cioè il grande boom del Prosecco conta 10-11 anni, dal decreto in poi io direi. Penso che noi abbiamo un grande valore e penso anche che dobbiamo fare quello sforzo in più rispetto anche ai grandi temi che oggi sono sul tappeto. C'è il tema della chimica in agricoltura. Io so che il nostro modello di coltivazione è comunque un modello dove la chimica c'è, però è pur vero che in un progetto di accompagnamento noi dobbiamo dare anche dei segnali. Allora, noi abbiamo fatto il diavolo a 4 per portare a casa questa storia del patrimonio dell'umanità, che sono 9.700 ettari nella zona della DOCG. Pensate, il 50% di questi ettari è a bosco, non è a vigneto, e i vigneti che ci sono del 1800 nelle cartografie. Ovvio che noi dobbiamo utilizzare il patrimonio umanità anche per mandare dei segnali positivi, dobbiamo anche indicare la via. Cioè se qualcuno qua è convinto che da qui ai prossimi 10, 15, 20 anni la modalità di coltivazione in agricoltura, non solo nei vigneti, sia sempre quella di aggrapparsi al Montedismo o a Porto Marghera, si sbaglia, magari uno può anche di Manzaglia, io ho l'obbligo di dirvi come stanno le cose, cioè il mondo va in quella direzione. E allora anche il dibattito sul glifosate è un dibattito che deve comunque chiamarci concretamente a capire cosa sta succedendo. Allora, da noi si aspettano dei segnali, è pur vero che quello che si guadagna oggi col Prosecco non si guadagna con altri vigneti, lo sapete meglio di me, è un vitigno che dà comunque redditività e soprattutto nei casi nei quali si dovesse anche guadagnare come Prosecco, nel Prosecco c'è una particolarità, si guadagna in campagna, perché non c'è una distribuzione del reddito nella filiera, guadagna l'agricoltore che vende l'uva e poi la filiera diciamo trascina, però comunque oggi la massa di redditività ce l'abbiamo nel campo e noi la dobbiamo tutelare questa redditività, anche perché se noi togliamo questa redditività all'agricoltura cosa fanno gli agricoltori? Cioè, a me viene le coine. Pensate che in Veneto io ho 9.000 frane dove non c'è un agricoltore, dove c'è un agricoltore non c'è una frana, dove c'è, tra l'altro stasera, non so se lo sapete, c'è stata la sentenza per fortuna della Corte d'Appello, ha scagionato tutti quelli di Refronter, quindi anche quella è una partita chiusa, il pensiero va ai 4 morti, ma non era giusto incriminare quelli della Prologo e tutti gli altri, quindi anche questa è una bella notizia. E chiudo dicendo quindi attenzione al tema della chimica, c'è questo dibattito, io non condivido che si dica che non si può fare senza glifosate e senza alcuni presidi, perché se avessimo chiesto 30 anni fa a dei viticoltori di rinunciare a quello che oggi noi non utilizziamo ci avrebbero detto che era impossibile e fra 30 anni, se andassimo a chiedere a qualcuno fra 30 anni se avesse mai usato quello che stiamo noi utilizzando oggi ci direbbe ma guarda io non so neanche cosa sono queste robe, quindi c'è un'evoluzione. Occhio alla programmazione, c'è il mio appello ai consorzi, i consorzi hanno in mano lo strumento giuridico per programmare. Voi dovete accettare anche la programmazione, che vuol dire capire quanto mandare sul mercato, quanto mettere a riserva, quanto rivendicare di glera a terra che c'è già, perché comunque ce n'è di glera a terra, è inevitabile che se non si riconosce come Prosecco debba essere rivendicato per il mercato. Insomma, considerate che in mano c'è un'industria che vale miliardi di euro, quindi c'è una programmazione che sia degna di questo sistema. Dall'altro c'è la tutela delle vostre produzioni, voi siete state eccezionali, ci avete creduto, lo diciamo anche i giornalisti, perché quando parla del Prosecco fa che c'è tutta gente che si arriva da là con le scarpette lucide e ha detto beh, smettere già i vigneti. Cioè qua c'è gente che ha sofferto, c'è gente che non ha mai guadagnato prima di questa partita, c'è gente che vive di agricoltura e ha creduto nell'agricoltura e questo lo dovete scrivere.
perché io non posso neanche accettare che siano sempre sul banco gli imputati produttori del prosecco. Vi lascio questi pensieri che vi ho detto, io piantumazioni nuove non ve ne firmo, quindi non so se è oro, adesso sì, però adesso è oro, 2 o 3 anni fa si va a fanculo e tutto. E piantumazioni nuove non se ne parla, manca prosecco sul mercato, vedremo di capire se si rivendica o si trasforma parte del glera che c'è già a terra storico in quota a parte, magari premiando chi ha fatto fa biologico, chi ha giovani e tutta la in prosecco. Questo è quello che si può fare. Per favore, guardate che io ve lo dico tutti gli anni, basta piantare glera, guardate che vi fate male, basta piantare glera. Tra l'altro poi spero che qualcuno lo dica, sul mercato servono vini rossi, sul mercato serve differenziazione, e questa è la sfida nostra adesso. E penso che sia un altro ragionamento su... Prima un giornalista mi ha detto, stasera parlate non di prosecco ma di viticoltura, bisogna sempre più parlare di viticoltura più che di prosecco, perché sennò finisce che dopo si diventa mostorni in questo sistema. Grazie, buonasera a tutti.